Oggi chiudiamo questa tappa con l'8° incontro, nei 7 diversi territori, oggi quello conclusivo a Rovigo. Ci siamo focalizzati in particolare con questo incontro finale sul mondo delle aziende per mostrare come tutte le aziende, grandi o piccole, possano, attraverso un uso ragionato e conforme alle proprie esigenze dei diversi numerosi strumenti che la 68 mette a disposizione, trovare la propria dimensione, trovare il modo per conciliare le esigenze dell'impresa con le esigenze della solidarietà sociale. Oggi abbiamo sentito un'importante azienda del territorio con circa 1000 dipendenti, come facendo un sapiente mix degli strumenti della 68 sia riuscita a trovare il proprio percorso di adempimento alla 68. Percorso che sicuramente richiede un'applicazione all'azienda, uno sforzo, anche della fatica se vogliamo, ma che viene sempre ripagata dai risultati, sia in termini di clima interno aziendale, ma anche verso l'esterno attraverso appunto un aumento della reputazione dell'impresa. E poi comunque è una sfida importante da vincere prima di tutto in azienda e che poi prepara l'azienda anche all'esterno. Sempre sul versante imprese, oggi abbiamo presentato, distribuito a tutti i presenti e messo a disposizione online un vademecum dedicato proprio alle imprese, dove vogliamo aiutare e con un linguaggio semplice illustrare i vari strumenti che hanno nella loro disponibilità, ovviamente senza mancare di ricordare a tutte le imprese, a prescindere dalla dimensione, grandi, piccole, medie, che Veneto Lavoro attraverso la rete dei centri per l'impiego resta a loro completa disposizione per supportarle nella scelta degli strumenti migliori a seconda delle necessità che ciascuna impresa ha, perché tutti possano trovare la loro dimensione e la loro forma di adempimento.